Caso Fenice, attacchi violenti quanto infondati. Beatrice Venezzi si rivolge all'avvocato Giulia Bongiorno, pronta alle vie legali contro chi dice ha diffuso falsità su di me. Parco Piraghetto di Mestre, fra degrado e pericoli, specie per gli animali ma non soltanto, la ristrutturazione dell'area cani, già un miraggio, il nostro reportage. Violenta aggressione a 2 turisti inglesi nei pressi di Campo Santa Margherita a Venezia, la rissa scoppiata al culmine di una discussione all'esterno di un bar. Le capannine ai Murazzi non costituiscono alcun abuso. Dopo la mobilitazione cittadina e la demolizione di alcune di esse, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione. Elezioni regionali, attacco frontale del segretario Dem Martella, il centrodestra non hanno ancora scelto il candidato presidente, è un insulto ai veneti. La CISL del Veneto ha presentato un decalogo di priorità che secondo il sindacato dovranno essere affrontate dal prossimo Consiglio regionale, soprattutto per l'economia. Tumore al seno, al via il mese della prevenzione. Questa mattina a Venezia è salpato il vaporetto rosa, mentre per la terraferma ci sarà l'autobus. Bentrovati, buonasera telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. Il caso Venezia ancora in primo piano di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con la direttrice artistica che affida all'avvocato Giulia Bongiorno la difesa dopo le contestazioni, mentre al Teatro della Fenice si apre una fase di tregua. Sul mio conto gravissime falsità, così Beatrice Venezzi, che va al contrattacco, ha dato mandato a Giulia Bongiorno di avviare azioni legali nei confronti di chi ha diffuso falsità in merito alla sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice, scelta che spiega anche l'assenza della direttrice artistica al Festival delle Idee a Mestre, preferendo lasciare parola al suo legale. Dopo le proteste dei lavoratori e sindacati nello storico Teatro Lagunare si apre intanto una fase di tregua. È stato fissato per l'8 ottobre alle 12 al Teatro La Fenice l'incontro tra rappresentanze sindacali, il consiglio di indirizzo della fondazione e il presidente, il sindaco Luigi Brugnaro, che ha ribadito la volontà di mediare. Penso che tutti avranno le loro ragioni, magari ascoltandole tutte poi si arriverà a qualcosa di buono. Per il momento alla Fenice non sono previste nuove azioni di protesta dopo quelle con il lancio di volantini e il messaggio letto in sala durante il concerto di sabato scorso. Prossimo appuntamento alla Fenice il 17 ottobre con la prima di Wozzeck di Alban Berg. Voltiamo pagina. Il Parco Piraghetto di Mestre, fra degrado e pericoli, specie per gli animali ma non soltanto. La ristrutturazione dell'area, come ci racconta Anna Maria Parisi, dell'area cani in particolare, è già un miraggio. Il reportage. I pericoli sono ovunque, continuando con questa ennesima buca lasciata. Guarda, è pericolosa anche per noi, come vedi sto sprofondando. E tra le buche profonde anche quelle riempite con pezzi di cemento che invece di risolvere il problema lo aggravano, creando spigoli taglienti e pericolosi. Ho sentito di storie di gente che comunque ha avuto il cane dentro, che si è fatto male, si è graffiato e tutto, quindi io lo sconsiglio. E poi rami caduti e lasciati marcire. Poco distante da qui, come dentro al Polmone Verde, fuori, ai piedi di uno degli ingressi, l'abbandono di materassi lerci, valigie, batterie e trappole per topi. Il biglietto da visita è quello del Parco Piraghetto a Mestre. Io continuo a raccogliere spazzatura, ogni giorno faccio il mio giretto e tiro su bottiglie e lattine. Se fate il giro vicino alle panchine è foderato di tappi di birra. A rischio anche il suggestivo ponte pedonale in legno con passerelle marce e poco sicure. Strutture a dir poco trascurate con pericolosi chiodi arrugginiti che sporgono minacciosi tra le staccionate di panchine divelte e gettate nell'acqua, tra le papere del laghetto, un pericolo ad ogni nuotata per gli animali. Un segnale chiaro di abbandono proprio a 2 passi dall'area giochi dei bimbi, con cocci di vetro tra le foglie secche. Lasciati incautamente qui dove giocano i bambini, divelta anche una parte della staccionata. E poi cicche, mozziconi a fiumi e ovunque. A denunciare il degrado crescente in questo spazio storico della città i residenti. Che evidentemente non c'è neanche da parte di chi dovrebbe
una certa manutenzione. Manutenzione completamente assente anche nell'area cani, la cui recente ristrutturazione sembra ormai un miraggio di un tempo dimenticato. L'aria cani è una cosa, fa schifo. Poi comunque la gente bivacca la sera dentro, quindi puoi trovare vetri, cose così, quindi io personalmente non mi fido a portarla. La denuncia dei residenti al degrado senza fine qui al Piraghetto di Mestre per chiedere un intervento immediato. Io in questo parco vengo da quando ho 3 anni, quindi ci vengo da una vita. Diciamo che negli anni è andato sempre un po' più degradando, hanno provato a fare qualche attività e qualcosa era migliorato, ma dura molto poco, diciamo, il miglioramento. E io ho scritto, credo decine di volte a Dime, ma mi hanno detto vedremo, non c'è stata una risposta concreta. Dalla terraferma in laguna per la cronaca, dove 2 turisti inglesi sono stati aggrediti all'esterno di un bar nella zona di Campo Santa Margherita. Fortunatamente nessuno si trova in condizioni gravi, ma la vacanza a Venezia di 2 turisti inglesi si è conclusa comunque con un ricovero al pronto soccorso e non sarà certo ricordata come un bel viaggio. Secondo una prima ricostruzione, i 2 sarebbero stati aggrediti da un gruppo di 4 persone al culmine di una discussione iniziata all'esterno di un bar nell'area di Campo Santa Margherita, un diverbio dal quale sarebbe poi scoppiata la rissa. I 2 turisti, entrambi attorno ai 30 anni, hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Uno è stato dimesso poco dopo, mentre il secondo è rimasto in osservazione per un colpo che lo aveva raggiunto alla testa. Intorno all'1 di stanotte i vigili del fuoco di Mirano sono intervenuti in via Zinelli per l'incendio di 2 auto parcheggiate all'esterno di una carrozzeria. L'intervento, effettuato con il supporto dell'autobotte di Mestre, si è concluso dopo circa 3 ore. Sul posto anche i carabinieri. Gli accertamenti sulle cause del rogo sono stati effettuati dai tecnici dei vigili del fuoco. I carabinieri hanno arrestato un 26enne del Lido per tentata estorsione. I militari sono intervenuti nell'abitazione dei suoi genitori sorprendendolo mentre forzava una finestra. Da quanto emerso, il ragazzo avrebbe cercato di ottenere del denaro dai genitori attraverso numerose e reiterate minacce e al loro rifiuto avrebbe deciso di accedere in casa scardinando una finestra. Da qui l'accusa, lo ripeto, per tentata estorsione. E adesso andiamo al Lido per parlare nuovamente del caso Capannine ai Murazzi. Dopo la mobilitazione cittadina, la diatriba dovrebbe essersi conclusa una volta per tutte. Le capannine ai Murazzi non costituiscono alcun abuso. Dopo mesi di proteste e la demolizione di alcune di esse, la Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione del fascicolo a carico del 29enne veneziano dopo che lo scorso inverno i carabinieri l'avevano visto sistemare alcune assi di legno di una delle capannine danneggiate dalla marea in preparazione dell'estate. La vicenda era anche approdata in comune con le proposte di modifica dei regolamenti, come ricorda il consigliere Gasparinetti. Il gruppo consigliare Terra e Acqua ha proposto modifiche che potrebbero essere approvate in tempi rapidi e in questo modo eviteremmo che i ragazzi e le ragazze che l'anno prossimo con la bella stagione dovessero rifare le capannine si espongano ai rischi che abbiamo potuto toccare con mano. Spetterà al giudice per le indagini preliminari ora esprimersi sulla richiesta di archiviazione del PM e se così fosse le tradizionali capannine sarebbero definitivamente salve. La cosa triste è che nel frattempo comunque sono state rimosse e demolite decine e decine di capannine, perché prima che arrivasse l'archiviazione era partita la forza pubblica con grande spiego di mezzi e devo dire che nel momento in cui Venezia era invasa da borseggiatrici, scatolettisti e topi d'appartamento, l'impiego della forza pubblica per demolire quelle capannine forse è stato un gesto che ci saremmo potuti risparmiare, visto anche l'esito finale che appunto è l'archiviazione. Poco prima della festa del Redentore, infatti, si erano presentati ai Murazzi gli operai incaricati dal comune, su indicazione della procura, della demolizione di oltre una ventina di capannine e in pochi giorni una decina era stata distrutta, fino allo stop per merito della grande mobilitazione cittadina. Sicuramente è nato, come nel caso del pallone a Murano, da una segnalazione di qualcuno a cui davano fastidio. Ma non può essere che appunto sulla base di un fastidio individuale vengano mobilitate le forze dell'ordine per perseguire, diciamo così, degli episodi minori laddove invece la città ha ben altri problemi purtroppo, come sappiamo.
Le elezioni regionali, non c'è ancora il nome ufficiale del candidato presidente del centrodestra che è alle prese anche con un altro nodo, quello dei capolista. Dopo Lega e Forza Italia, anche Fratelli d'Italia potrebbe optare per un nome forte in più circoscrizioni. Stanno facendo le stesse valutazioni che stanno facendo, credo, gli altri partiti di centrodestra, perché sarà possibilmente una scelta condivisa. Bene. Anche quella di avere dei capolista, diciamo così, con figure di traino. La logica dei capolista potrebbe essere quindi contagiosa nel centrodestra, ancora alle prese con il nodo del candidato presidente. Galeotti, i manifesti elettorali comparsi subito dopo Pontida del presidente uscente Zaia, dato per capolista del Carroccio in tutte le circoscrizioni. Se la Lega dovesse decidere di farlo con Luca Zaia, come abbiamo sentito ieri dalle parole di Tosi, ci sarebbe una scelta anche da parte di Forza Italia, e Fratelli d'Italia si sta interrogando se fare la medesima cosa. L'effetto domino è servito con Donazzan, più volte Miss Preferenza e ora europarlamentare, che potrebbe essere arruolata. Resto comunque a disposizione, fa sapere lei nel corso di Ring. Intanto il centro-sinistra va all'attacco, mettendo il dito nella piaga degli avversari che non hanno ancora trovato uno sfidante ufficiale per Giovanni Manildo. È un vero e proprio insulto nei confronti del Veneto che lavora, di chi fatica, nei confronti dei cittadini e delle imprese. Ogni giorno ci dicono che è questione di poco, per il momento hanno aspettato il voto delle Marche, credo che aspetteranno anche quello della Calabria e decideranno poi alla fine nel chiuso di qualche stanza romana. E nella campagna elettorale regionale entrano di prepotenza anche i temi della geopolitica, e questo nelle ore calde in cui la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza è entrata nella zona a rischio. Sono dei provocatori questi della nave flottiglia e vogliono la provocazione, sapendo che fino ad ora hanno avuto le spalle coperte, addirittura da 2 navi militari della nostra Marina Militare, nostra italiana, che li hanno scortati perché i bambini viziati gli viene permesso di fare i capricci. E alla politica regionale guarda la CISL del Veneto. Dei momenti di partecipazione attiva. Fondare un consiglio dell'economia e del lavoro, cioè una sorta di CNEL regionale con studiosi, imprese e parti sociali, in grado di contribuire attivamente ad un solido rilancio economico del Veneto. È uno dei punti principali del decalogo che la CISL propone alle forze politiche in vista delle elezioni regionali. Chiunque sia a vincerle dovrà innanzitutto prendere atto che rispetto al passato le cose sono cambiate. Se oggi il Veneto è una regione che ha un'attrattività ridotta rispetto a quella che aveva anni fa, una produttività che scende e che non recupera la competitività, forse una domanda sul perché è successo questo qualcuno se la dovrebbe porre. Una produttività stagnante, frenata anche da aziende oramai troppo piccole, un PIL in crescita volatile e oscillante, una forza lavoro sempre più anziana, un potere d'acquisto dei cittadini sempre più basso. Nell'analisi della CISL, i campanelli d'allarme per il Veneto del futuro non mancano e rappresentano altrettanti punti di lavoro per la prossima amministrazione regionale. Noi pensiamo che la cosa più qualificante per il futuro del Veneto sia la costituzione di questo Consiglio regionale dell'economia, che coinvolga tutti i soggetti qualificati che hanno le competenze, che conoscono il tessuto imprenditoriale di sviluppo del Veneto, per una programmazione e una progettazione. Quello che noi chiediamo è di essere coinvolti in questa progettazione e programmazione per il futuro del Veneto. Oltre ad un CNEL regionale, la CISL propone un osservatorio per la partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati delle aziende e un soggetto pubblico-privato per amministrare e riqualificare alloggi a canone accessibile. Ma i campi di intervento sono tanti, dalla sanità ai trasporti pubblici, con sempre però sullo sfondo i problemi di un'economia che deve ripensarsi e tenersi al passo con le evoluzioni e le necessità del mercato. La questione evidentemente dello sviluppo del Veneto passa anche attraverso la strategia del Veneto. Il Veneto non può non considerare di realizzare un Politecnico Veneto. L'unica strada è quella dell'innovazione e l'innovazione passa attraverso la ricerca e lo sviluppo, e il Politecnico Veneto diventerebbe centrale per lo sviluppo del Veneto. E a proposito di alloggi, la Prefettura di Venezia ha firmato una convenzione con l'Ater che metterà a disposizione del personale degli appartamenti a canone calmierato nel centro di Venezia.
Con la firma della Convenzione Acca-Corner, 10 alloggi ATER del centro storico veneziano saranno messi a disposizione del personale della prefettura. Appartamenti ATER ma non ERP, che non rientrano quindi nei bandi dei comuni, ma sono destinati ad affitti a canone calmierato. Per attrarre delle persone nella nostra realtà cittadina dobbiamo metterle nelle migliori condizioni e quella della sistemazione abitativa è uno di questi passi. Stiamo portando avanti un progetto che è partito precedentemente con la Polizia di Stato, poi 20 giorni fa con la Polizia Penitenziaria e oggi con la Prefettura. Questo progetto è stato definito proprio nel corso di diverse riunioni in Prefettura con rappresentanti di pubbliche amministrazioni che evidenziavano quanto le carenze di personale siano determinate anche dalla difficoltà di abitare a Venezia. La specificità di Venezia è molto significativa per quanto riguarda la sistemazione abitativa di tutti i dipendenti della prefettura, proprio perché è una difficoltà che sono legate al trasporto, ma soprattutto sono legate anche al fatto di non trovare a prezzi agibili, soprattutto per un dipendente pubblico, una propria collocazione abitativa. Proseguiremo su questo percorso con i vigili del fuoco, gli operatori sanitari e poi anche il Tribunale, la Corte d'Appello, la Fondazione Venezia Città Capitale della Sostenibilità, lo UAV, dove abbiamo già pronti 10 alloggi per i professori universitari e successivamente abbiamo già fatto una ricognizione insieme allo UAV di altri 200 alloggi nel centro storico. Mese della prevenzione, torna il Vaporetto Rosa. 11ª edizione dell'Ottobre Rosa e l'8ª del Vaporetto Rosa, attraverso un linguaggio universale, anche simbolico, che è quello del viaggio, vogliamo arrivare a tutte le donne del nostro territorio, anche alle più giovani, per ricordare quanto sia importante la prevenzione e soprattutto anche informarsi e conoscere quelli che sono i percorsi. Anche le donne al di fuori dell'età di screening devono ricordare quanto sia significativo per la propria salute anche effettuare dei controlli periodici e adottare degli stili di vita sani. 100 eventi in 30 giorni nei 44 comuni veneziani. L'Ottobre Rosa di Venezia salpa con il Vaporetto della prevenzione per le isole della Laguna e l'autobus per la terraferma, da Chioggia a Padova, Treviso e Verona. In questi anni abbiamo investito molto appunto sulla prevenzione e i risultati si vedono. Le terapie, le competenze, anche il ruolo dei volontari che supportano le donne in questo percorso hanno fatto sì che malattie che una volta erano viste come un qualcosa di drammatico oggi vengano vissute con più serenità. Anche dal punto di vista della sessualità dopo la malattia, come ricorda la nota ginecologa social, madrina speciale insieme a Sabrina Salerno, oggi assente per impegni. Dobbiamo considerare che non abbiamo solo donne grandi di età, ma abbiamo anche tantissime giovanissime e oggi fortunatamente abbiamo anche delle terapie che possono fare. Fino a qualche anno fa avevamo anche difficoltà a trattarle perché non c'erano farmaci e non c'erano dei meccanismi, diciamo, dei sistemi terapeutici. In questo momento invece li abbiamo e quindi invito tutte le donne che hanno difficoltà ad avere rapporti e che stanno lottando con la malattia o che hanno finito di lottare a rivolgersi al loro ginecologo, perché c'è una soluzione anche per tornare ad essere sessualmente attive e soddisfatte. A bordo del Vaporetto si effettuerà il controllo senologico gratuito con i medici della Breast Unit dell'ULSS 3. Le visite saranno su prenotazione, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 alla segreteria LILT. Un'edizione speciale questa in ricordo del presidente Pianon, mancato lo scorso febbraio. L'ottobre quest'anno è proprio dedicato a Carlo Pianon, che è stato uno dei pilastri dell'Ottobre Rosa qui a Venezia, e non solo, perché era un grande medico conosciuto da tutta la cittadinanza e che ci ha lasciato un grande vuoto, ma anche un grande messaggio di speranza. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.